All'azienda ospedaliera di Padova invece mancano anestesisti, una carenza che dipende dalle programmazioni nazionali. Ora si ricorre ai ripari con accordi con cooperative esterne di sanitari. Elisa Billato. Una carenza cronica, quella degli anestesisti negli ospedali, che dipende dalla programmazione specialistica nazionale, ma che si traduce nei numeri ridotti nelle sale operatorie e nei reparti. L'azienda ospedaliera di Padova, nonostante le recenti assunzioni, è di nuovo in affanno. Stiamo cercando chiaramente delle collaborazioni esterne che ci possono appunto garantire la continuità nei vari servizi e addirittura quello che è il problema del momento, e cioè il recupero di tutti quegli interventi chirurgici che erano programmati e rinviati a causa Covid. Con il piano ferie in corso, anche i servizi offerti sono stati rimodulati per continuare a garantire l'eccellenza. Anche per il Policlinico Universitario, così come per gli altri ospedali veneti, c'è la possibilità di rivolgersi alle cooperative. Ogni azienda si sviluppa il suo percorso di acquisizione del personale in base appunto alle necessità. Una di queste modalità di acquisizione del personale prevede anche l'utilizzo di cooperative di sanitari. Passiamo ora alla cronaca.